Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati in provincia di Vicenza, nei pressi della villa dove abbiamo fatto l'indagine la volta scorsa. Dall'analisi audio e video, tutti i riscontri che abbiamo avuto portavano all'esterno della villa e più precisamente sopra il colle dove ci troviamo in questo momento. Infatti, come potete vedere, alle mie spalle c'è un castello abbandonato. Il treppiede dove l'hai messo? Là. Il treppiede dove l'hai messo? Là. Il treppiede dove l'hai messo? Là. Ci fermiamo qui. C'è qualcuno qui con noi? C'è il cavaliere del castello? Ma cos'è un altoparlante? Una moto. C'è il cavaliere del castello? C'è il cavaliere del castello? Di che odore che c'è? Da gas. È un cane. Prima di sentire il cane mi sembra di aver sentito tipo un lamento. Chi c'è in questo castello? C'è ancora la famiglia che è stata uccisa qui? C'è una puzza di gas, però non mi piace sto odore. Non ci vada per attraverso qualcosa. Prova a puntare lì un attimo che non vedo. Dove sono tutti quei loro lì? Pezzi. Non mi piace sto odore di gas però. No, buono. Più che altro non a livello paranormale. Sì, a livello che saltiamo per aria. Ma non tanto strada per aria, ma ti gira la testa. Ma cosa può essere? Cosa? Gas. Non lo so, però non... Cioè, non c'è niente di... No, non c'è niente, ma non... C'è ancora di più, Lascia stare. Andiamo sull'altra parte. A posto. Se c'è qualcuno qui, può avvicinarsi a noi per favore?
letteralmente appena passato un orcs davanti a te. Sei qui? Avvicinati a me. Se ti avvicini a questo strumento si illumina. Non può farti niente. Sappiamo che qui sono morte delle persone. Molte persone. E dicono che qui ci sia lo spirito di un cavaliere irrequieto e arrabbiato. È così? Sei stato rinchiuso qui? Dicono che qui si sentano urla e anche rumori di catene. Puoi fare un rumore per noi, forte? Non ci siamo ancora presentati, io mi chiamo Dario. E io sono Sabina. Siamo venuti qua per parlare con te. Se ti avvicini alla lucetta che ha in mano Sabina, si accende e noi riusciamo a capire che sei qui con noi. Lo puoi fare? So che siamo degli estranei e abbiamo degli strumenti in mano che magari, non dico che possono farti paura, ma sono soltanto per capire se c'è ancora qualcuno, qualche energia qui dentro. Sei fuori nella corte? Rumore. Che cosa? Un tuc, tipo una goccia d'acqua, ma non era una goccia d'acqua, però simile. Ma qui cosa facevano secondo te? Era un... Ho visto che c'è una porta d'ingresso e ci sono dei... Qui probabilmente erano alla parte bassa che guardava, e ci sono i pioncini dove mettevano più avanti. Sono quelle feritoie che guardavi fuori, sono dei punti di osservazione. Perché qui sei sul colle e domini tutta la parte sottostante. Quindi qui c'erano dei guardiani, delle guardie? Può essere, sì, che venivano qui. Facevano la ronda, perché non c'è il camminamento sulle mura, quindi facevano la parte bassa qui. E qui comunque ci sono stati anche i bombardamenti. C'è qualcuno che è morto qui a causa dei bombardamenti? Sono io. Cos'era il posto di guardia questo? Ma cos'è questo, un panno? Sembra un... Sì, quello dei pittori. Sento, è un uccello questo? Sei fuori, c'è una civetta. No, la civetta no. Civetta o gufo? Questa è la civetta. Anch'io ho sentito. Anch'io ho sentito. Anch'io ho sentito. Sembrano degli... Non so se sono orbs o...
sei in cortile, sei morto lì, per quello non entri nel castello, sei confinato fuori. Cavaliere, qui o in giardino, ma comunque ci può sentire. Le dobbiamo dare del lei? Rumori. Ma rumori forti anche. Di sfregolio, di... Non sento niente. Tu? Hai sentito? Sì. Sento uno sfregolio qua. Cavaliere qui. Boh. Hai sentito? Sì. Ma di là? Non capivo da che parte. Però se fosse stato di là l'avrei sentito, credo, più forte. Sembra un rumore sordo. Sì. Comunque sta cambiando qualcosa. Sai? Da cosa lo percepisci? Sensazione diversa. Come di ansia.